Bentrovati. Questo governo, che dovrebbe essere di sinistra, ha abolito l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e così ora gli imprenditori possono licenziare senza giusta causa. Ha addirittura depotenziato una legge di Berlusconi sul falso in bilancio. Ha occupato quasi militarmente la RAI. Ha voluto la responsabilità civile diretta dei magistrati col grave pericolo che la casta padrona possa usare quest'arma per intimorire i giudici. Ha aumentato le pene per i furti, gli scippi e diminuite quelle per gli evasori fiscali, così chi ruba 50 euro va in galera, mentre non è previsto il carcere per chi ruba 150.000 euro allo Stato. Ha espresso l'intenzione di togliere l'IMU alle prime case, anche quelle di pregio del valore di milioni di euro. Ha chiesto e ottenuto dalla Camera una delega in bianco sulle intercettazioni telefoniche della magistratura con l'intenzione di bloccare la pubblicazione nei media di quelle che non hanno rilevanza penale. Insomma, per parlar chiaro, i progetti di Silvio Berlusconi si sono concretizzati con Renzi. Il bullo di Firenze è riuscito dove il vecchio satrapo arcoriano aveva fallito, perché è bloccato dalle imponenti manifestazioni di piazza dei movimenti di popolo come i Girotondi e il cosiddetto popolo viola, che erano contrari a quelle schifezze. Ora pare che la società civile si sia addormentata, mentre allora sulla volontà berlusconiana di mettere il bavaglio alla stampa, vietando la pubblicazione della quasi totalità delle intercettazioni dei magistrati, anche una parte dei media si era mobilitata. Ricordo che Repubblica fece una pagina completamente bianca per protestare contro l'intenzione del governo Berlusconi. Ora, specialmente gli elettori di sinistra sembrano anestetizzati. Eppure siamo in piena emergenza democratica. Se le porcherie della casta padrona che emergono quasi ogni giorno nelle intercettazioni non si possono più pubblicare, la nostra già debole democrazia peggiorerà ancora. Einaudi diceva che bisogna conoscere per deliberare, per cui se sei tenuto all'oscuro dei fatti sarai un elettore che darà il suo consenso senza averne piena consapevolezza. Le motivazioni di coloro che vogliono mettere il bavaglio all'informazione è sempre lo stesso: tutelare la privacy di coloro che vengono intercettati per caso mentre telefonano ad un soggetto che la magistratura sta controllando, e queste notizie non sono penalmente rilevanti. Comunque, con buona pace di Renzi, la Corte di Strasburgo ha già deliberato che tutte le notizie di interesse pubblico anche non penalmente rilevanti vanno pubblicate, e gli stati che disattendono quanto stabilito e condannano i giornalisti saranno a loro volta condannati. Per cui le notizie importanti sotto l'aspetto politico, anche quindi senza rilievi penali, i giornalisti con la schiena dritta continueranno a pubblicare. Per fare un esempio, se Gigi Di Meo venisse beccato mentre chiacchiera con un amico intercettato dalla magistratura e dicesse che ciò che predica Salvini contro i profughi è una vergogna, è un fatto che non ha sicuramente una valenza penale, ma è importante che il pubblico conosca questo suo lato nascosto, visto che Di Meo tuona ogni santo giorno nel suo TG contro gli immigrati, anzi, come dice lui, contro i clandestini, ed è un personaggio pubblico. Infatti, il garante per la privacy ci dice che le informazioni riguardanti le figure pubbliche sono tutelate solo se non hanno alcun rilievo di informazione dei cittadini. Viceversa, se sempre Di Meo avesse una relazione intima con una persona che ha il proprio telefono controllato dalla magistratura e viene beccato mentre parlano di cose che riguardano i loro affari, rapporti affettivi, è giusto che questa intercettazione non sia resa pubblica. Ed ora ecco una chicca che riguarda la governatrice del Friuli Venezia Giulia e vice segretaria del Partito Democratico, Deborah Serracchiani. Il 6 ottobre del 2011, quando era europarlamentare, Berlusconi voleva dare una stretta sulle pubblicazioni delle intercettazioni, ha postato su Facebook: sulle intercettazioni non possiamo andare contro la Corte di Giustizia europea, che pone il diritto di cronaca prima di tutto, anche prima del diritto alla privacy dei politici. E a nessuno, scriveva sempre la Serracchiani, il dottore è ordinato di fare politica, chi la fa la deve fare anche per dare l'esempio. Il politico rappresenta le istituzioni, quindi non esistono suoi comportamenti privati che non incidono sulla credibilità pubblica. Mentre ora la Serracchiani dice che sulle intercettazioni servono regole chiare, che va trovato un equilibrio su quello che viene pubblicato a tutela della privacy delle persone che non sono indagate. Cara Serracchiani, ma il diritto di cronaca non veniva prima del diritto di privacy? Questo era il suo pensiero nel 2011 e quindi mi chiedo, cos'è cambiato da allora? Forse perché ora è entrata nella stanza dei bottoni? A saperlo. Ci vediamo giovedì prossimo.
giovedì prossimo.